Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Baci dei mais forti un corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Possiamo dare il via ufficiale alla sfilata dei Carnevali di Marca 2019. Siamo qui a Vittorio Veneto, siamo tantissimi. Siamo tantissimi, guardate, c'è un colpo d'occhio Sì. che vedo giù Piazza San Marco. Però, no, Sono tutti... no, Piazza San Giacomo. No, Piazza San Marco. Oltre, perché San Giacomo, sì, là dietro l'angolo San Giacomo. Allora noi salutiamo tutti coloro i quali hanno deciso di venire a divertirsi quest'oggi qui lungo Viale della Vittoria. E poi naturalmente ringraziamo per aver realizzato questo evento, naturalmente all'Associazione Carnevali di Marca. Che certo che poi sentiremo anche qui sul palco, avremo modo di presentare il presidente, Sì. i componenti e gli assessori, sottosegretari, commissari, tutto. Permettimi sin da subito di Sì. ringraziare tutti i volontari che stanno rendendo possibile tutto questo. La macchina organizzativa è bella impegnativa, Sì, è e bella quindi impegnativa. il grazie va indistintamente a tutti i volontari che stanno rendendo possibile tutto questo. E infatti cogliamo anche l'occasione per ricordare l'importanza di stare sopra i marciapiedi, ce lo faceva notare uno dell'organizzazione, chiaramente Certo. per una questione di sicurezza, quindi vi invitiamo a essere precisi da questo punto di vista. Certamente, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Che perché ci sono sicuramente. Ci sono tanti, ci stanno seguendo in diretta sulla Tenda TV, ci stanno seguendo in streaming sul sito latendatv.it, su Facebook, insomma siamo dappertutto. Vittorio Veneto, Caput Mundi. Esatto, non manca da nessuna parte. Poi oltretutto oggi naturalmente noi siamo anche Sono venuti a prenderci. Sono Sono venuti a prenderci. Mi ha fatto un certo che, perché siamo vestiti da banda Bassotti. Noi siamo la banda Bassotti, arrivano i carabinieri. Sì, non è che sia una cosa così, insomma. Attenzione. Però noi abbiamo una cosa, abbiamo il rosso-blu addosso. Esatto, Quindi i colori di Vittorio Veneto. Ci sono. Quindi il sindaco non può dirci niente da questo punto di vista. Intanto noi andiamo a bordo palco e vediamo che stanno arrivando le majorette che ormai tradizionalmente aprono la sfilata dei Carnevali di Marca. Esattamente, sono la Music Show Band Majorette di Prata di Pordenone, che è un gruppo folcloristico, come naturalmente dicevo, che arriva direttamente da Prata di Pordenone. Sono un gruppo oramai storico per quanto riguarda questo tipo di attività, anche con esibizioni non Certo. solo in Italia e anche all'estero, quindi sono internazionali, insomma. Quindi... E da anni aprono le nostre sfilate, le sfilate dei Carnevali di Marca. Volevo dire, Carnevali di Marca che ci ha preso gusto a fare le sfilate. Sì. Ogni anno ne fa di più. Sì, perché quest'anno siamo arrivati a, se non ricordo male, 19 comuni toccati con ben 21 sfilate. Ecco, c'è il monopolio del carnevale praticamente, quindi adesso, a parte gli scherzi, ovviamente uno sforzo organizzativo molto importante. Tanti sono i comuni, le amministrazioni che credono nell'Associazione Carnevali di Marca e decidono di affidare a questa associazione la gestione, l'organizzazione delle sfilate. Poi oltretutto si chiama Carnevali di Marca, non poteva essere solo in alcuni comuni, doveva allargarsi. In tutta la Marca. Esatto, poi c'è anche un gioco di parole, no? Carnevale di Marca, Di Marca, cioè nel senso di Marca. livello, di qualità. Una griffa. E allora ecco che accogliamo le Music Show Band Majorette di Prata di Pordenone nel pomeriggio caldo e assolato di Vittorio Veneto ad aprire ufficialmente Carnevale di Marca Vittorio Veneto edizione 2019. 19, eccoli qui. Senti, guarda come tengono il tempo. Eroppi, no, non sbagliano, sono bravissimi. Questo corpo di ballo seguito naturalmente dalla banda musicale, ricordiamo maestro direttore Luciano Corazza, il presidente Giuseppe Piccin e direttore artistico delle Majorette Laura Moretto. Secondo me se noi andiamo lì in mezzo ci mimetizziamo. Sì?
Vabbè, oggi sì, Guarda. Oh, no, possiamo fare una rapina là in mezzo. In mezzo, sì. Perché abbiamo la copertura. Abbiamo Certo. Taratara. Musica, ritmo. Mi sembra un po' un film di Totò. Music and Show Band Maggiorette di Prata di Pordenone. Per voi qui a Vittorio Veneto. Facciamo un applauso al passaggio, ovviamente. Un applauso. E questo lo ricordiamo anche dopo, al passaggio dei carri, dei gruppi che sfileranno. Ovviamente la sfilata dura, il passaggio dura pochi minuti, ma pensate al lavoro che c'è dietro. Mesi e mesi di preparazione. Hai sentito la gran cassa? Ma... No, ma sto qua, alla sera quando arrivo a casa... Deve fare il metalmeccanico dalla potenza. Sì. Dicevo, altro che palestra qua. Mesi e mesi di lavoro per realizzare i carri, realizzare le coreografie, studiare tutto nei minimi dettagli. Quindi un lavoro bello importante che ovviamente va ricompensato con il giusto applauso. Esatto, anche perché, come dicevi tu giustamente Federico, noi siamo abituati a vedere queste sfilate, però chi le vive un po' da vicino, dagli addetti ai lavori, sì, è un po' lunga a cominciare, ma si comincia a settembre. Esatto, prima dell'estate si pensa al tema, poi da settembre è ora di lavorare di lena per arrivare precisi e puntuali. Ma allora, visto che abbiamo un attimo di spazio... Sì. Direi che potremmo chiamare l'amministrazione. Sì, l'amministrazione. Lei conosce l'amministratore? Unico. Di condominio. Di condominio. Chiamiamo sul palco l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Eccoli qua, ce li abbiamo. Vediamo, si stanno contendendo adesso. Sì, chi sale per primo? Chi sale per primo? Chi sale per... Accompagnata. Abbiamo l'assessore. Accompagnata. L'assessore accompagnato. Sta arrivando. Abbiamo anche il sindaco, eccoli qua. Abbiamo l'assessore De Nardi. Buongiorno, benvenuti. Abbiamo il sindaco Tonon, abbiamo l'assessore Napoli e l'assessore Turchetto. Direi che l'amministrazione è ben rappresentata. È ben rappresentata. Bisognerà chiedere se poi, come al solito, l'assessore Napoli è con portafoglio o senza portafoglio. Esatto, perché... poi apriremo una diatriba sul discorso. Lui è assessore al bilancio, noi siamo la banda Bassotti. Chissà che non riusciamo a raggranellare qualcosa. Bene, iniziamo dal primo rappresentante dell'amministrazione comunale. Vuoi salutare tutti quanti? No, no comment, perché sai com'è. In politica è bene non dire nulla, Esatto. Allora, con chi cominciamo? Cominciamo. Sì, cominciamo con l'assessore. Buongiorno assessore, benvenuta, tutto bene? Benissimo. Soddisfatta? Beh, assolutamente, direi una giornata splendida, tantissima gente, tanti carri e credo che insomma sia un buon inizio anche per il 2019 per la città di Vittorio Veneto. Assolutamente sì. Possiamo dire che è innanzitutto la prima manifestazione che porta così tanta gente in piazza di quest'anno. L'anno scorso ce ne sono state. Non sono mancate da questo punto di vista. Yes. Allora, adesso c'è uno a fianco, c'è l'amministratore del condominio Vittorio Veneto. Esatto. No, il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Passiamo il microfono al sindaco e come al solito noi chiediamo da qui, questa è una posizione privilegiata perché si domina un po' su tutto il viale. Allora, qual è il colpo d'occhio? Sentiamo.
Beh, per questo bisognerebbe chiederlo al vice sindaco, che notoriamente è un instagrammatore folle o seriale, nel senso che è il nostro fotografo semi-ufficiale ovviamente, ma lui ha già fatto diverse foto. Il colpo d'occhio, visto che ci ha mandato le foto nel nostro gruppo, sono davvero straordinariamente illustrative della quantità di gente che c'è oggi qua a Vittorio Veneto. Però confesso che assieme alle ultime parrucche blu-azzurro avrei voluto vedere anche voi, e invece niente. La prossima volta, l'anno prossimo, ecco. No, il prossimo anno tenteremo di fare le gemelle Kessler col casco. Ecco, non diamo idee in giro. Sì, che no, poi... ma le gemelle Kessler col casco, hai presente? Sì, poi ci prendono per due della banda poi ci portano direttamente. Guarda, ti ricordo che abbiamo sempre i carabinieri. Sì, sono sempre presenti. Sì, così. Bene, passiamo il microfono al vice sindaco Turchetto. Che lui appunto... li ha contati a 1. Esatto, quanti sono? Secondo lei, ma sia preciso, se sbaglia di un numero... niente, dobbiamo rimandarla a settembre. Allora, Quanti secondo sono? lei? 20.001, dai, facciamo così. 20.001. 20.001. È tassonomico, è stato tassonomico. Secondo la questura? Secondo la questura, gli organizzatori? Allora, Ma guarda, io vedo ancora persone che stanno arrivando, per cui penso che quest'anno faremo il record, ma record per davvero. Insomma, è un colpo d'occhio da qui che è straordinario, quindi io sto facendo tante foto per documentare questo momento straordinario. Grazie a tutti voi che siete presenti, grazie. Grazie. E il grazie ovviamente va appunto a tutti voi che siete presenti, ma dobbiamo concludere questo giro. Sì, mi ero dimenticato del portafoglio. Caro assessore! Venga qui. Però lei si chiami Fortunato, perché di solito a Zelig c'era l'assessore alle varie ed eventuali Cangini, che era quello che era... Però quello col portafoglio di solito è quello più interessante. È qui, Assessore Napoli, ci dica cosa le pare di questo carnevale. Lasciamo stare il portafoglio, perché sennò poi... Sì, no, il portafoglio è un tema... È un tema che lasciamo dopo domani. Un po' spinoso da trattare. No, diciamo il carnevale è bellissimo, la giornata credo che meglio di così non si poteva pensare. Naturalmente, come si ricordava prima, dietro c'è un grande lavoro che non si vede, ma c'è, e per questo vanno ringraziati tutti quelli che si danno da fare per darci la possibilità di godere di giornate come queste. Io ricordo poi sempre che c'è la lotteria e quindi vi invito ad aderire alla proposta di acquisto dei biglietti, perché anche questa ha sempre un fine benefico poi al fondo che ci aiuta. Oggi, per non farci mancare niente, abbiamo voluto addolcire il carnevale anche con la cioccolata che trovate un po' più verso sud. Anche questi sono artigiani che vengono da diverse parti d'Italia, sono veramente straordinari e quindi io vi consiglio di portarvi a casa un pezzetto di dolcezza. Quindi grazie a tutti e buona prosecuzione. Grazie. Grazie assessore. Bene, adesso mentre vedo passare, hai visto che è passato Egidio Barel, deve essere la prima auto del Carnevale di Marca. È lui. No, a parte gli scherzi, uno che fa parte del direttivo. Adesso, non so se hai visto che sono schierate. Abbiamo, naturalmente invitiamo poi gli amministratori a rimanere qui con noi, perché c'è anche una scuola, ci sono diverse realtà di Vittorio Veneto che sfileranno. Allora qua vediamo il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca. Lo citava l'assessore poc'anzi. Una delle cose fondamentali che possono permettere di andare avanti con le sfilate, farle sempre più belle, più grandi, eccetera, sono i biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca. Un piccolissimo contributo che però può servire sia per sostenere ovviamente l'organizzazione, ma anche per vincere. Il primo premio, vedete questa bellissima Opel Corsa Advance Coupé. Ma fa parte l'ospite fa parte l'ospite, del premio? no, ti spiego. Siccome quando navigano, allora, siccome adesso una volta se tu parlavi da solo in macchina ti davano un po' del pazzo, del Rincorman. Esatto. Ecco. Adesso dice, sono in viva voce. Allora loro, per unire l'utile al dilettevole, hanno questo bellissimo accompagnatore che gli tiene compagnia.
E infatti vedi la signora com'è contenta a bordo dell'auto perché ha colui che l'accompagna e intanto può parlare al telefono con qualcun altro. Esatto. Allora queste naturalmente sono tutte le proposte di Autogiada, che ricordiamo che è uno dei nostri sponsor, che naturalmente fornisce anche il primo premio della Lotteria dei Carnevali Marca, quindi vediamo scorrere naturalmente anche tutte le altre proposte di auto che il gruppo Sarlo Group naturalmente propone nelle varie concessionarie. Ecco, a questo proposito io direi, Roberto, potremmo elencare tutti gli sponsor, tutte le importantissime realtà del territorio che decidono di anno in anno di sostenere Carnevali di Marca. Certo, allora noi naturalmente abbiamo i vari gruppi, allora li ricordiamo, abbiamo il gruppo Sarlo Group, poi abbiamo Dipo, poi abbiamo VIP Tende, l'Arsenale e poi ancora Asco Trade, Bricomen, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, la Homes Industrie, Oggi Treviso, Radio Bella e Monella e ancora il gruppo Battiston, il Dipo Arredamenti, il Conetto, Folatti Gioielli e tutti questi naturalmente sono gli sponsor che noi ai quali siamo molto legati e ringraziamo perché assieme al pubblico, che ricordiamo il primo sponsor importante di queste manifestazioni è il pubblico, perché vedere così tanta gente nelle piazze è il modo migliore per riuscire a progettare come sempre per l'anno successivo una grande manifestazione di carnevale. E chi abbiamo qui all'orizzonte? Qui all'orizzonte, a parte gli amici della VIP Tende, che naturalmente sì, perché guarda, vedi quello seduto a sinistra, allora, questo, lo vedi? Tutti gli altri avevano il... Sì, ma lui è l'omino. Lui è l'orsetto? Sì, è quello che praticamente ti viene a prendere le misure. Ah, ho capito. Ti prende le misure per la tenda. tenda. No, anzi, cogliamo l'occasione per ricordare che offrono naturalmente i premi alla Lotteria dei Carnevali di Marca e oltretutto comprando i biglietti alla Lotteria dei Carnevali di Marca avete gratuitamente l'installazione della tenda. Quindi mi raccomando, non dimenticate. Lui. Però ha una faccia conosciuta questo. Non so. Sì, non so. Sembra anche a me. Secondo me ci cura e ci prende anche le misure sul serio. Non so perché. Esattamente. Ricordiamo intanto. Sì. Io non mi sento più. Tu non ti senti più. Io non mi sento più. No, ricordiamo, giusto, espletiamo anche i nostri doveri per quanto riguarda la vostra sicurezza, che ci sono dei cartelli dislocati lungo Viale della Vittoria con delle frecce con scritto exit, uscita, quindi qualora dovesse succedere qualcosa, non succederà niente, però meglio prevenire che curare, sapete che dovete indirizzarvi verso le uscite. Esatto. Abbiamo messo anche delle porte dove ci sono delle uscite porte antipanico. Voi aprirete la porta e uscirete. Quindi potete uscire per di qua, per di là. Per di là, esatto. No? Attenti giù in fondo che c'è il canale però. Esatto. Attenti al canale giù in fondo sulla sinistra. Allora si gioca in casa adesso, Roberto. Siamo con la scuola primaria Alessandro Manzoni, che quest'anno naturalmente oramai da diversi anni partecipa alle sfilate di carnevale. Non poteva non esserci quest'anno. E anche perché ci dà l'occasione per ricordare un tema importante che è legato a Carnevali di Marca, perché una parte dei proventi dei biglietti a lotteria vanno a Roccapietro, che è anche qui nel mercatino quest'oggi. Esattamente, ricordiamo tutti quanti in questo istante, in una domenica così allegra e spensierata, ricordiamo quello che è successo alla Montagna Veneta non più tardi di qualche mese fa. Ricorderete le distese di alberi e Roccapietro è stato uno dei comuni più colpiti da questa sciagura. Bene, l'associazione Carnevali di Marca ha deciso di scendere in campo in prima persona e quindi anche grazie appunto alla Lotteria dei Carnevali di Marca ci sarà un contributo che andrà direttamente a Roccapietro e per questo la scuola Manzoni che cosa ha fatto? Si è voluta collegare, infatti vedete, dalla caduta alla vita, il bosco rinasce. Loro sono i ragazzi della scuola elementare, sono rimasti particolarmente impressionati da questo evento e hanno voluto, vedete qui ci sono alcune foto che ritraggono di Pierluigi Piccin, che hanno voluto ricordare proprio questo triste evento e hanno voluto ricordare che si riparte sempre dalla vita, dal bosco riparte. E si sono trasformati in alberi, giusto? Sì, esatto. E allora accogliamoli con un grande applauso, forza! Eccoli qui! E allora, attenzione! Riparte il balletto, sulle mani al cielo salutiamo la scuola Alessandro Manzoni!
Parte la coreografia. Quanti sono? Quanti sono? Sono tanti. Tantissimi. Sono un nuvolo. Nota anche come si sono inventati anche gli alberi qua. Sì. Ce n'è qualcuno di più figurato, diciamo. E dopo ce n'è uno che qua sembra veramente... Ci sono anche le maestre, si nascondono, ma ci sono anche le maestre, perché anche loro sono fautrici naturalmente assieme... Sotto mentite spoglie. Assieme naturalmente ai genitori, assieme per realizzare questo carro allegorico. Oh, guardiamoci le spalle qui, Caro Presidente, venga avanti, visto che... Venga, salutiamo anche questo carro, visto che alla fine è una cosa importante il fatto di avere una scuola che partecipa alla sfilata, vero Redo? E si gioca in casa, tra l'altro, perché... Oltretutto, senza voler nulla togliere, questa è Vittorio Veneto, e tra l'altro è l'unica di Vittorio Veneto, anzi sarebbe bello che cominciassimo le scuole, parliamo di scuole elementari, cominciassero naturalmente qualche altra a seguire questo esempio. Hanno cominciato 3-4 anni fa un po' alla volta e alla fine sono riusciti a creare questo simpatico corteo. Caro Presidente Redo e poi Bezzo. Presidente, buongiorno. Ha preso un po' di colore, un po' di colore. Buongiorno, tutto bene? Cosa le sembra questo inizio? Buongiorno a tutti, benvenuti alla sfilata dei carri mascherati di Vittorio Veneto. Grazie a tutti per la vostra presenza. Mi collego subito anche alla scuola Manzoni, quindi è un piacere perché anche ripropone un tema attualissimo e lo ha proposto in un modo anche simpatico ma anche che fa pensare, diciamo, dalla caduta alla rinascita, quindi, e tra l'altro sposa una nostra iniziativa che avete già detto voi, di sostegno e di, diciamo, per la rinascita e la ricostruzione delle zone devastate dell'alluvione appunto nel paese, nel comune di Roccapietole, quindi bene così. Vedo che siamo in tanti oggi, no? Sì. La giornata è bella e calda e quindi godetevi la sfilata. L'assessore tassonomico, quello, aveva fatto una valutazione perché, sì, gli ho detto giù in fondo si vede San Marco con un colpo d'occhio, ha detto 20.000 e una persona. Secondo lui quest'anno sfondiamo i numeri dell'anno scorso. Non parliamo con la questura perché di solito lì sai, i numeri no, facciamo finta di non saperne niente. Però mi pare che l'inizio, la giornata... Il colpo d'occhio è bellissimo, il colpo d'occhio appunto dà l'impressione di tantissima gente e questo è da ringraziare appunto ai cittadini vittoriesi e non solo, anche del circondario. Quindi grazie per la vostra presenza, godetevi della sfilata, sono 20 tra gruppi e carri presenti qui a Vittorio Veneto. Benissimo, caro Presidente Redo Bezzo. A dopo. Allora lo rivediamo dopo perché vedete, no, che adesso stile, a parte lasciate. Allora, io lo vedo da diversi giorni. Dall'inizio camminava così, pian pianino si sta alzando, esatto, perché aveva il peso di tutte le sfilate addosso, anche perché è una grossa responsabilità, non dimentichiamoci. Regia, se ce la facciamo, inquadriamolo anche quest'uomo fantastico. Adesso ci arriviamo, eccoci qua. Ringraziamo anche tutti i tecnici video che stanno rendendo possibile la diretta. Guardate che presidente! Sì, esatto, ha guadagnato anche colore, adesso lo vedo già meglio. Sì. Adesso ho guadagnato un po' di colore, sono un po' più tranquillo perché siamo anche, la sfilata è iniziata, quindi tutto quello che è stato organizzato è stato almeno realizzato. Sono un po' preoccupato chiaramente anche le prossime 2-4 che abbiamo per il fine settimana di Grasso, per martedì Grasso, che sono anche quelli importanti. Certo, e allora adesso andranno benissimo anche quelle, sicuramente. Grazie Redo. Adesso passiamo al prossimo gruppo, ASD Solaria, pattinaggio artistico di Vittorio Veneto. Anche in questo caso giochiamo in casa. E naturalmente ci presentano Heidi, queste sono una scuola di pattinaggio nata nel lontano 2013, però alla fine sono cresciute in un modo importante e sono ormai una realtà molto bella di Vittorio Veneto. Certamente, quindi, loro stanno sfilando sulle ruote. Stanno sfilando sulle ruote perché loro vanno anche a scuola sulle ruote, quindi sì, non si fermano assolutamente, non hanno paura di nulla. Parte anche in questo caso la coreografia che noi accogliamo con il vostro applauso. Nota che comunque questa Heidi naturalmente si è anche motorizzata. Sì. Si è motorizzata. Il nonno dell'Alpe va a bordo di un trattore.
una volta il nonno dell'Alpe non andava a bordo del trattore, però loro sono innovativi, quelli della Solaria sono innovativi. Sì, e vediamo anche sul carro che ci sono i più piccoli. Esattamente, è partita, pam! Siamo belli caldi, siamo belli energici. E il serpentone colorato inizia a prendere forma, perché vediamo anche così lo sguardo si perde verso nord, tripudio di colori in questa domenica pomeriggio a Vittorio Veneto. Un pomeriggio naturalmente all'insegna del buon umore, naturalmente eccolo qua il nonno dell'Alpe. C'hanno anche le caprette che fanno ciao. Sì, fanno proprio ciao le caprette. Le caprette ti stanno facendo ciao. Ciao, esatto. Allora adesso, fra poco naturalmente, intanto ricordiamo, come diciamo... Guarda chi c'è un altro carro che sta arrivando. C'è un altro carro che sta arrivando. Si chiama Dorigo. Dorigo, il carro Dorigo. È targato Dorigo. Caro Dorigo. Caro Dorigo, buongiorno. Attento che ci sono le piante officinali. Le freghiamo... Sì, non si preoccupi. Le freghiamo il portafoglio. Stia sereno, glielo dico. No, adesso arriva, ce l'abbiamo già qui, Ciacchi, eccolo qua, venga. Venga. Ospiti che si susseguono su questo palco neanche a Sanremo. Venga Mega Udente, naturalmente vedo anche l'assessore di Conegliano. Abbiamo Zambon, Floriano. Poi ci vediamo sotto mentite spoglie. Sì, sotto mentite spoglie. Buongiorno. Allora adesso fra poco sta venendo avanti un altro carro che sono naturalmente tutto naturale, all'insegna del riciclo, e è realizzato da Terra Fertile, che è questa bellissima realtà di Vittorio Veneto che si occupa di diversi aspetti, ma quello che è più importante su tutti è la socialità, visto che si occupano soprattutto di persone con disabilità, quindi l'integrazione al 101% soprattutto di persone con disabilità, che è una cosa che non bisogna mai dimenticare. Loro sono protagonisti indiscussi di questa domenica pomeriggio, e quindi siamo qui con Ciacchi. Caro Ciacchi, ce lo dica lei. Eccolo qua. Ce lo dica lei. Allora, quest'anno, già da qualche anno voi prendete parte alle sfilate, è il terzo anno. Allora, come sta andando questa sfilata? Allora, io direi molto bene. Buongiorno a tutti intanto. Siamo alla terza edizione. Ci fa veramente piacere essere partecipi e, come avete detto benissimo prima, siamo qui perché la nostra cooperativa si occupa di includere nella comunità le persone più deboli. Detto questo, ci occupiamo di un sacco di cose. Questo è il frutto di un'attività febbrile realizzata nei nostri laboratori, guidati anche dalla nostra artista Renza Pavan-Macalli, non so se la conoscete, bisognerebbe un giorno... È con doppio nome, poi è ancora più aulico. È che è una persona straordinaria perché mette a disposizione la sua arte per l'inclusione. Ecco. Tutti i costumi sono stati realizzati con materiali di riciclo e il carro ha come titolo, diciamo, Pus Pus di Terra Fertile, l'energia di Terra Fertile, per cui è un'energia pulita, come vedete, perché appunto è... Sì, vanno di pedali. No, però l'hanno fatta apposta, perché se dovevano fare il viale in controtendenza li volevamo vedere. Però, a parte la battuta, questo vuol dire, come dicevamo, vedete questi abiti realizzati proprio con materiali di riciclo, e questa è proprio la vicinanza, l'attenzione al riciclo e alla natura. Certo, che è uno dei nostri temi, la tutela dell'ambiente. Ci tengo a sottolineare il fatto che diciamo noi che stiamo vicini a questi ragazzi con disabilità da tanti anni, il nostro principale obiettivo è quello di renderli protagonisti attivi, per cui non solo beneficiari di un servizio ma protagonisti attivi. Vi assicuro che è stato un lavoro incredibile essere qua, tant'è che non ne vedo altri, diciamo, di associazioni che fanno queste sfilate, per cui un plauso a tutti quanti, ai ragazzi che sono stati veramente straordinari, a Renza, a Lorella e tutti gli operatori che sono... Eccola qua Renza! Eccoli qua, naturalmente noi facciamo ancora un bellissimo applauso a questo gruppo. Facciamo un bellissimo applauso a tutti e soprattutto a Renza, che è la madre di tutto questo spettacolo. Benissimo, un grazie, naturalmente un plauso a questo gruppo. Intanto vedo
Adesso vedo anche Dorigo che sta spingendo la carrozzina. Devo dire che quest'anno abbiamo fatto una collaborazione, abbiamo fatto anche un corso di cartapesta nella nostra struttura, organizzato assieme a Luigi Redobezzo, insomma è stato molto interessante. E per cui vi ringrazio ancora del nostro coinvolgimento. Grazie, grazie. Caro Ciacchi, come direbbe Totò, caro Ciacchi, mi stia bene, caro Ciacchi. Bene, allora, naturalmente intanto ho perso il mio partner occasionale di oggi, che è sparito, ma sapete, ogni tanto gli piace tornare dietro la macchina da presa. Eccolo qua, il nostro Eccomi Federico. qua. Bellissimo, Eccoci, ti ho anche battezzato come partner occasionale di oggi. Sì, grazie, ecco, Sì, no. ne sentivo l'esigenza. Ne proprio. sentivi l'esigenza. Sì. Allora abbiamo avuto Terra Fertile, adesso fra poco avremo un altro gruppo che verrà a sfilare qui fra poco. Ecco, colgo anche l'occasione, Federico, visto che abbiamo anche questo momento di spazio, anche per ricordare, prima il Presidente Ciacchi ha voluto ricordare l'aspetto della cartapesta. Sì. Ecco, colgo l'occasione per ricordare che Carnevali di Marca è proprio proattiva per realizzare dei corsi di cartapesta, quindi le scuole che volessero avvicinarsi a questo progetto possono contattare l'associazione e poi i maestri della cartapesta andranno proprio nelle classi a insegnare, possiamo dire, la facilità con cui si possono realizzare delle bellissime maschere spendendo pochissimo e riutilizzando ovviamente materiale di recupero. Infatti, guarda, mi hai rubato le parole di bocca da questo punto di vista. Te le ho rubate perché sai com'è. Sai, un bassotto, non gli puoi lasciare lo spazio perché sì. ti ruba anche le parole. No, diceva Federico giustamente. Bassotto è un po' Bassotto, vabbè, è un bassotto. Bassotto. Ok. Sì, non so chi tra i due chi sia più bassotto, però lasciamo perdere. No, lasciamo perdere. No, giustamente ricordava Federico l'aspetto che con poco si riesce decisamente a fare molto. Questo perché vi dico, lo diceva, perché bastano giornali vecchi della colla e con poco si riescono e un palloncino. E un palloncino si in può caso lo rubiamo a Egidio che ha gonfiato palloncini per 6 ore prima. Egidio, no, sai che è il terzo lavoro. Gonfia i palloncini. Ok. Infatti guardalo qua. Ci ha sentito, sta tornando in postazione a gonfiare i palloncini. Arriva. Sì, adesso arriva. A parte che noi siamo abili nelle fughe, quindi se vogliamo possiamo scappare. Senta, guardi che ha finito i palloncini. Abbiamo bisogno di un palloncino per fare una maschera di cartapesta. Così en passant, en velocità. Possiamo? D'amblè. E allora adesso, intanto dicevo che avevamo con noi, guardalo qua. Ma fa finta di Caro niente. Floriano, venga a noi gaudente. No, un saluto, venga a noi gaudente. Caro il nostro Floriano Zambon, benvenuto. Complimenti, faccio i complimenti a Carnevali di Marca che quest'anno hanno superato i traguardi degli anni scorsi anche con manifestazioni che si sono aggiunte, proprio perché il progetto iniziale era il progetto giusto, cioè quello di fare la rete dei carnevali della provincia di Treviso. Anche Treviso oggi fa parte di questo nella rete. Fa parte di questo circuito e non posso che essere felice e fare i complimenti a Redobazzo e a tutti quelli che rendono possibile questa bella manifestazione e anche a voi che siete bravi ad animarla. Grazie. E adesso stanno venendo a prendere. Federico, ho sentito una sirena. No, guarda, noi abbiamo l'esclusiva nazionale. Le benedizioni non si fanno più con l'acqua santa, si fanno coi coriandoli. Direttamente da Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, Don Walter. Eccolo qua. Ecco, benedizione Urbi e Torbi, siamo a posto. Siamo a posto. Questi naturalmente sono questi Grisù, no? Sono quelli che animano l'estate ragazzi, le due parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, che si ritrovano anche per far carnevale. Vuoi che vada a intervistare Don Walter? Potresti provare. Ci proviamo. Don Walter, fermo. Stai con noi, attenzione. Abbiamo niente po' di meno che Don Walter. Venga. Allora, Don Walter, adesso vediamo se riescono anche a inquadrarci, ma è difficile. Noi siamo a sud, eccoci qua. Allora, intanto quanti ragazzi ha qui? Oggi qua ne abbiamo una quarantina perché un po' insomma, che adulto che collabora insieme,
piccoli che ballano. Allora, questa è la dimostrazione che in parrocchia abbiamo dei problemi con i volumi. In parrocchia ci si può divertire in maniera sana, in maniera spensierata, e questa è proprio la dimostrazione plastica. Certo, questo è solo un anticipo di quello che sarà la nostra estate, che coinvolge ben più di 250 ragazzi nel nostro piccolo, diciamo, poi dopo. Da quanti anni lei sfila sotto mentite spoglie ai carnevali di Marca? Penso siamo già arrivati a 15 anni ormai. Veterano, complimenti, complimenti. Grazie agli amici, eccoli qua. Adesso abbiamo, allora, Federico, abbiamo un arrivo, abbiamo della cooperativa Agordina, abbiamo Sottoguda, chiedo scusa, Sottoguda, che vogliono fare un omaggio all'amministrazione comunale. Allora, buongiorno, benvenuto. Naturalmente, intanto, Ivano, anche perché prima di tutto bisogna anche dire capitani coraggiosi, perché ci si rialza in piedi e si va avanti. Complimenti. Veniamo qui davanti, prego, qui venga davanti. pure avanti. Allora, Ivano, Carnevali di Marca si è avvicinata moltissimo anche alla vostra realtà e voi oggi siete qui, quindi naturalmente due parole le vogliamo scambiare con Ivano. Un saluto a tutti, buongiorno, io sono Ivano da Sottoguda. E voglio ringraziare l'associazione Carnevali di Marca che ci ha invitato a questa manifestazione, a seguirla, e siamo qui anche nella prossima edizione. Un grazie ancora, siamo qui per la nostra raccolta fondi con tutta l'intenzione di andare avanti e rialzarci da quello che è successo. Un grazie a tutti. Complimenti e facciamo sentire forte l'applauso. Un applauso. Allora, questo naturalmente lo vuole consegnare all'amministrazione comunale, naturalmente. Noi ringraziamo, adesso magari due parole il sindaco le dirà. Sì. Glielo tengo io il microfono, no? Sì, se no gli portavo via io i prodotti. Da buon bassotto. Io, oltre a ringraziare ovviamente gli amici di Rocca Pietore, invito nuovamente a questo punto, non tanto e non solo per la Opel, ma soprattutto perché, come è stato detto dall'amico Redo Bezzo, una parte dei biglietti, quindi degli introiti della lotteria, vanno appunto per gli amici che hanno avuto il coraggio di rialzarsi da soli. Per aiutarli ancora compriamo i biglietti. Non ho visto ancora le bigliettare o i bigliettari distribuire, speriamo che arrivino presto perché dobbiamo partecipare tutti a questo. Grazie. Un piccolissimo contributo di tutti voi può far sì che si raccolga una cifra molto importante, considerevole, per far rialzare Rocca Pietore. Grazie. E complimenti ovviamente a Carnevali di Marca che ha avuto l'idea di destinare. Certo, allora naturalmente c'è questo unione di intenti naturalmente che uniscono Carnevali di Marca alla montagna, quindi grazie ancora per la vostra presenza. E adesso noi Chi abbiamo? Adesso qui abbiamo un bellissimo gruppo, il Fascino Antico, donne di contrada di Santa Lucia di Castagnole di Paese. Guardate che bellezza di questi abiti. I vestiti sono stupendi. Sì. E poi lì in mezzo, signora, chi abbiamo? Signora, ma lei viaggia con l'orango? Scusi, mi viene normale. Il suo accompagnatore ha avuto qualche problema oggi. È un tango. È un tango. Ecco. Comunque dobbiamo dire la bellezza, guardate la bellezza di questi abiti che ci riportano indietro in quello che è un'atmosfera degli anni del secolo scorso, anzi di 2 secoli scorsi, perché il secolo scorso... Intanto però ho visto un baciamano da parte dell'Orangoli. Sì, quindi è dal cuore tenero. È dal cuore tenero, è uno che non si tira indietro. Allora ricordiamo che questo bellissimo gruppo sono il gruppo della gruppo donne contrada Santa Lucia di Castagnole di Paese, con il loro fascino antico, che oggi sfilano qui naturalmente a Vittorio Veneto. Allora, dicevamo prima dell'aspetto... Cosa dicevamo prima? Cosa dicevamo prima? Non lo so, e i fatti ci cosano, nel senso che abbiamo ragione. Esatto, giusto? Bravo Roberto. Allora, stavamo tornando al tema, avevamo parlato del discorso del lavoro della cartapesta, di questi corsi che vengono organizzati da Carnevali di Marca, e quindi sono naturalmente disponibili ad andare nelle scuole per insegnare
ai più piccoli. Perché bisogna insegnare ai più piccoli? Perché ormai viviamo in un mondo tecnologico, viviamo in un mondo in cui tutti smartphone, tablet, online, offline, eccetera, e è bello riscoprire le antiche tradizioni. Un'antica tradizione è proprio quella di fare le maschere con la cartapesta, quindi invece di prendere la maschera di plastica già pronta, è bello costruirsela con le proprie mani. Anche perché c'è anche un aspetto importante, dicevi proprio nel momento della tecnologia, il recupero della manualità, proprio il saper lavorare le mani, e poi soprattutto anche la fantasia che non ha mai spazio. Certo. Che non ha mai spazio. Allora intanto adesso sta per venire avanti il prossimo carro allegorico, che è il gruppo della Combriccola, che ci presenterà la storia del rock italiano nel pomeriggio del carnevale qui a Vittorio Veneto. Intanto vi ricordo, come dicevano prima, in giro ci sono anche i nostri emissari, commissari, sottosegretari che propongono i biglietti della lotteria dei carnevali di Marca, quindi vi invitiamo, magari a chi non l'avesse fatto, di acquistare un biglietto o 2 biglietti. Ricordiamo che una parte di questi biglietti, 5 centesimi per ogni biglietto venduto, viene donato direttamente dall'organizzazione del Carnevale di Marca, quest'anno proprio a Rocca Pietore, proprio per i progetti che vengono realizzati in questa zona per il recupero. Prima abbiamo avuto qui sul palco direttamente il gruppo di Sottoguda, proprio per testimoniare il loro lavorio, la loro forza e coraggio e volontà per recuperare la montagna, quel che è possibile. E intanto, Roberto, non mi stavo facendo gli affari miei con lo smartphone per così vanificare quello che abbiamo detto 2 secondi fa, ma stavo controllando, perché ci sono tantissime persone che ci stanno seguendo in diretta Facebook, quindi salutiamo anche tutti quelli che magari non possono essere qui perché sono lontani e ci stanno seguendo, e tra l'altro ci fanno i complimenti, ci salutano. Io adesso non cito tutti quanti, però li ringraziamo in maniera comune. E intanto chi arriva? Abbiamo la storia del rock italiano, la Combriccola! Oh, eccolo qua! Vediamo se Moreno ha ancora voce. Sta andando di io non lo sento. No, sta andando di recupero voce. Sì. Era lì che faceva i gargarismi. Allora anche questo è una realtà importante di Carnevale di Marca, il primo carro con musica live. Allora. Ha recuperato la voce? Sulle mani, sì. Attenzione. Allora. Senti, hai fatto i gargarismi con l'Antoral per caso? Siamo in crisi. Siete intesi? Signori, Jean. Umberto Zanardo alla batteria. Alberto Armelin al basso. Sì. Jean-Claude al tastiere. Sta andando di Antoral, lo dicevo io. Sono preso male. Buongiorno, abbiamo a che fare con la residenza comunale. Comunque, alla chitarra Andrea Zalì, al trattore a Matana Nicola, alla voce Moreno Vaschi. Signori e signori, live from Vittorio Veneto. E tutti quelli che hanno collaborato con noi. È sempre bello tutto questo. Assomiglia al sindaco. È lui. Buongiorno. Sai che lui assomiglia a un collaboratore. Io vi saluto perché ho da fare. Prego. È meglio che vado. Allora, senta, poi si faccia 3 gargarismi e poi parta. Va bene? È meglio che vada a farla rosso. Signore e signori. Andiamo. Su le mani. Vittorio. Allora hanno ragione a dire che siamo Vittorio. Su le mani.
Adesso credo nei miracoli. Sì, anch'io credo nei miracoli che recuperi la voce. Sì, chissà. Chissà. Allora, naturalmente lo ricordiamo, questo è l'unico carro musica live, la combriccola. Qua ci chiedono una solo, ma ormai È difficile, la vedo dura oggi. la situazione è complicata. E allora dal mondo della musica adesso passiamo al mondo del riciclo. Allora aspetta un attimo, Sì. perché io prima ho detto al nostro presidente Redo Bezzo, noi ti abbiamo elogiato, però sei bravissimo se ci porti delle bottigliette d'acqua. 4 ce ne ha portato. 4. Quattro. Una. 4. Complimenti. Io procedo con la direttamente santificazione. Sì, vai. E allora Andiamo adesso chi siamo abbiamo? con il gruppo Guardiani dell'Ambiente, missione Riciclo. Sono il gruppo alpini della scuola del gruppo alpini di Sernaglia alla Battaglia, assieme naturalmente alla scuola Amadio Gasparotto. Eccoli qua. In un'economia naturalmente in cui si tende sempre di più a dimenticare l'importanza di saper utilizzare bene le risorse, ecco che gli amici di Sernaglia della Battaglia hanno voluto ricordarci il tema, quindi bisogna essere attenti all'ambiente e loro sono qui come i guardiani dell'ambiente, missione Riciclo. Riciclo, eccoli qui. I nostri amici ricicloni, guardate che bel carro che sta arrivando, attenzione. Sì, oltretutto arrivano da Sernaglia alla Battaglia, che è una delle città che fa parte delle tappe delle carnevali di Marca, e oltretutto ricordiamo che Sernaglia ha una grande storia alle spalle di carnevale. 71 edizioni di carnevale, e per chi non lo sapesse il loro carnevale è legato al fatto che abbiamo altri ospiti. Buongiorno. Qui abbiamo Abbiamo un'invasione qui sul... Ah, eccole qua, la goccia. Ecco qui, gli Goccia amici, di gli amici di Sernaglia, guardate i costumi come sono stati esatto, realizzati. esatto. Anche perché dicevamo che Sernaglia ha, pensate, quest'anno ha festeggiato 71 edizioni del carnevale. E anche perché per loro il carnevale era un modo per salutare i loro compaesani che se ne tornavano all'estero a lavorare. Certo. Quindi era un momento anche un po' triste per certi versi, ma era un momento per stare un po' insieme. Che univa, diciamo, tutto il paese. E allora accogliamo con un bel applauso il corpo di ballo degli amici di Sernaglia della Battaglia. E mentre dall'alto piovono coriandoli. Io stavo bevendo, mi è venuto è partita la valvola cardiaca. Coriandoli rigorosamente di carta riciclata. Esattamente. Ecco, E vedo poi, tra l'altro poi c'è il mio regista in questo momento il più felice di questa invasione di coriandoli. Sì, ecco, è bellissimo. adesso non vedo Piovono più... comunque piuttosto che piova altro è meglio che piovano coriandoli. Anche perché noi giochiamo in casa, possiamo dirlo, ringraziando gli amici di Sernaglia, che noi per i coriandoli giochiamo in casa. Perché il nostro famosissimo concittadino Fender sembra stato l'ideatore. No, sembra, è stato lui. No, però dicono Federico, se non ricordo male, guardando, leggendo, che la prima volta che li ha lanciati da un balcone di Trieste, quasi lo prendevano a legnate, perché lui si è messo sopra a lanciare, e quindi alla fine sono rimasti un po' perplessi di questa scena. Però poi alla fine sono diventate una cosa importante. Ho capito. Bene, ciao. Dove vai? No, mi assento un secondo. Ah, vai? Bene, prego. Allora intanto, vedete, ogni tanto è un ragazzo che si prende delle libertà, mi scappa così di punto in bianco. E allora, signori e signori, adesso siamo pronti ad accogliere anche il prossimo gruppo, il prossimo carro allegorico che arriva direttamente da Susegana con i Ghostbusters. Gli amici di Susegana hanno voluto riproporre questa celebre saga, questo celebre film da cui poi sono nati anche dei cartoni animati,
negli anni 80, in cui praticamente c'erano questi acchiappafantasmi e naturalmente li vediamo qui, vediamo i vari personaggi, la famosissima segretaria Janine che sta al seguito di questi famosi acchiappafantasmi, poi naturalmente c'è l'uomo Marshmallow, poi c'è Slimer, tutti i vari personaggi di questa grandiosa, ricordiamolo, epopea. Eccomi qua, ciao caro. Sei tornato. I coriandoli hanno scompaginato un po' la storia. Comunque era meglio che piovessero coriandoli. Sì, senza dubbio, senza dubbio. Adesso stavo dicendo, siamo con gli amici di Susegana, con i Ghostbusters. Eccoli qui, anche loro non potevano mancare in questa domenica 3 marzo. Qui a Vittorio Veneto siete tantissimi, ecco ci sparano. Siete tantissimi perché veramente è un fiume di gente questo Viale della Vittoria, e un fiume, devo dire, molto colorato. Tra l'altro mi fa piacere, ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo prima. E cosa stavamo dicendo prima? Tante cose, di cui non proprio tutte... Sì, no, vedo tanti bambini in maschera, tante mascherine, quindi non solo siete venuti ad applaudire le sfilate e quindi tutti i gruppi che si alternano lungo Viale della Vittoria, ma siete venuti proprio in maschera, e questo è importante perché diciamo che tutto questo viene fatto soprattutto per i più piccoli. Ecco. Esattamente, Carnevale di Marca infatti invita, come dicevamo prima, per chi vuole andare nelle scuole, proprio per... Vedi che lo dicevamo prima. Proprio per testimoniare l'importanza di portare avanti questa tradizione, di questa fantasia. Senti, ma hai visto che si è pitturato anche la barba? Guarda l'autista, che capigliatura che c'ha l'autista del trattore. Secondo me sai perché gli è venuta così? Qua su in cima c'era una pattuglia, sì. Ha detto adesso questi mi fermano e ha cambiato colore in un colpo solo. Sì. Sono gli amici di Susegana con The Ghostbusters, gli acchiappafantasmi. Ma secondo te, se io e te rubiamo questa macchina, riusciremo a metterla in moto? Beh, sicuramente. Sicuramente. Perché va a spinta, fino a Susegana va a spinta. Chiediamo ai nostri amici qui sul palco se spingono la macchina. Sì, ma anche perché se va arriva in zoo. Esatto. Quindi sempre comoda. The Ghostbusters nel pomeriggio del Carnevale qui a Vittorio Veneto, 3 marzo. Naturalmente noi ricordiamo che le tappe del Carnevale non finiscono qui. No, e tra l'altro Zambon è qui dietro di noi che ci ricorda che martedì cosa hai da fare martedì? Io vado a Treviso. Ecco, io invece sarò a Conegliano martedì, perché... No, sì, ma te la ricordi? Io non ho studiato latino. Com'è che dicono che ti rimuovono e ti promuovono? Sì, com'era? Sì. È quella famosa, ecco, mi hanno promosso a Treviso, mi hanno cacciato. Mi hanno cacciato, no, volevamo... Martedì ci sarà un duplice appuntamento, anzi un triplice, quindi... perché saremo a Conegliano. Un'altra delle piazze storiche dei Carnevali Esatto. di Marca. Poi dove saremo? A Cornuda. E poi Dulcis in Fundo per il secondo anno consecutivo. I Carnevali di Marca saranno protagonisti anche a Treviso. Quindi naturalmente sapete che se volete se non volete incontrarmi andate a Conegliano o Cornuda. Voi venite a Conegliano, dopo se per caso proprio naturalmente comunque c'è la bellissima piazza anche di Treviso, naturalmente sulle mura da vedere, però ci sono le diverse piazze. Questo per dire l'importanza di come il Carnevale di Marca in questi anni ha allargato la propria rete, il proprio collegamento dei vari gruppi. Come abbiamo detto all'inizio, il grazie nostro, ma deve essere anche il vostro grazie, va a tutti i volontari che rendono possibili tutte le sfilate. Ovviamente c'è un gran lavoro dietro di tipo organizzativo, c'è un grande lavoro per programmare la sicurezza e per gestire la sicurezza nel momento in cui le sfilate hanno luogo. Vedete, tante sono le persone di giallo fosforescente vestite e non solo, che stanno garantendo la sicurezza lungo tutto il viale. Ovviamente anche oggi ci sono, oltre a Vittorio Veneto, altre piazze in cui il Carnevale di Marca sta operando e quindi sta portando il divertimento in altre sedi, e tutto questo è possibile grazie all'Associazione Carnevali di Marca, grazie ai volontari che si adoperano e lavorano perché tutto questo possa essere possibile. Quindi
a tutti loro indistintamente, così come alle forze dell'ordine, ai vigili, alla polizia locale, a tutti coloro i quali, tutti i comuni, le amministrazioni comunali. Hai dimenticato gli autoferro-tranvieri? Sì. Perché gli autoferro-tranvieri sono una categoria imbordante. Esatto. importantissima. Signora, buongiorno, tutto bene? Così come... Me pare un poco leopardata, così per dire, eh. Eccola qua. C'è pure la sigla musicale. Ecco, Grande signora. Saluti lì, signora, che così... Saluti in anche da macchina, casa- ecco. Abbiamo la leoparda. Eccola qua. Mannaggia la leoparda. Perfetto. No, però sai Dica. che prima l'assessore Zambon ha scatenato un dubbio. Cosa? Sai perché mi mandano a Treviso? Perché adesso è già scattata il dire chi ci sarà di più tra Vittorio e Conegliano? C'è l'uno in più, siccome io sono di Vittorio potrei fare cadere la bilancia per Vittorio, quindi sono fuori campo, quindi siamo a Pensavo che fosse posto. una questione di stazza, invece non No, è. sono sempre un uomo di peso, Esatto, sono un pezzo esatto. da 90 e su questo è innegabile. Esatto. È innegabile. Allora, Allora, intanto continua, tra un po' arriverà un altro gruppo che sfilerà qui davanti. questo signori prepariamoci. Ci sarà da divertirsi. Questo è il gruppo Simpatia di Cuzzuolo, Perché, anzi, scusa, detto a vittoriese, è il gruppo Cuzzol, De Cuzzol. De Cuzzol. Perché se uno va a Vittorio e dice dove che devi andare? A Cuzzuolo, dici, no, a Cuzzol. Ah, ho capito, Boh, tutta un'altra roba. Aspettiamo, dai, Aspettiamo. che adesso arriveranno e quando arriveranno li sentiremo. Ne diremo e ne sentiremo delle belle. Esattamente, Secondo me. Molto bene. Intanto, eccoli, guardate, è arrivato il nostro commissario, il arrivato- sottosegretario Ezio, che naturalmente ha Coi ancora con i biglietti. biglietti alla Lotteria dei Carnevali di Marca. Allora, infatti, ecco, cogliamo l'occasione ancora una volta per ringraziare quelli che sono i nostri sponsor da VIP Ten dell'Arsenale, Asco Trade, Autogiada, Sallo Group, Bricomen, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Homes Industrie, Oggi Treviso, Radio Bella e Monella e ancora il gruppo Battiston, il Dipo, il centro commerciale Conè e Toffolatti Gioielli, che sono quelli che assieme naturalmente a tutti coloro, a tutti voi che partecipate al Certo. Carnevale, sono i nostri sponsor e ringraziamo per la loro preziosa collaborazione. E cogliamo l'occasione anche per salutare tutti coloro i quali ci stanno seguendo da casa, che non possono essere qui perché magari hanno l'influenza. Sì, esatto. Oppure hanno un mal di schiena. Sì. Però non potevano mancare nemmeno loro qui a Vittorio Veneto. Il loro quindi- grande dispiacere, sai qual è? Sì. È che non possono vedere Barel che gli gonfia un palloncino. Sì, che va avanti e indietro qua, esattamente. Barel, esattamente. scusi, ha dei palloncini, perché Scusi. ci sono quelli da casa che li vorrebbero. Vogliamo dei palloncini? In diretta streaming. Li vogliono in Esatto. diretta E streaming. bravo, salutiamo anche quelli che ci stanno seguendo sui social, su Facebook, un po' ovunque. Ci hanno scritto anche prima che ci stanno guardando da oltreoceano. Non so che ora Esattamente. sia lì, però insomma. Allora intanto, ecco, proprio dicevamo, infatti questo possiamo ringraziare, lo faccio io. Prego. Ringrazio la Tenda TV che naturalmente Io non conosco. che lei non conosce e vogliamo, perché Vittorio Veneto ha una sua TV. Esatto. Cioè abbiamo anche la TV di Stato, adesso possiamo fare, siamo resi indipendenti e quindi ringraziamo la Ma Tenda aspetta, TV. io mi sto distraendo perché Sì. qui davanti è arrivato il corpo di ballo. Eccoli qua, Cuzzol, dove... Direttamente da Cuzzol. E il tema è dove comincia il West. Allora, adesso, caro il nostro Redo Bezzo, venga qua a noi gaudente. Anche perché ricordiamolo Conosce che... qualcuno? Conosce qualcuna di queste? Tutte quante logicamente conosco, anche mia moglie in me. Ecco, ma non diciamo qual è. Non diciamo. Allora, no, anche per dire che il Carnevale di Cozzuolo è stata la patria per quanto riguarda Vittorio Veneto. Infatti festeggiamo questo gruppo il 50° della prima sfilata che è stata a Cozzuolo nel 1968. Quindi l'anno scorso abbiamo riconosciuto la scintilla e oggi il 50° la sfilata. Allora adesso però bisogna dire, io prima sono andato a chiedere... Nel dietro le quinte. Sono andato a chiedere, ma come mai si dice dove comincia il West? Allora abbiamo spiegato, con te passa il ponte, Succede qualsiasi cosa. roba, non esiste Qualsiasi più cosa. regole.
anche perché lo ricordiamo, poi si arriva nella frazione sempre di Cozzuolo del confine, Esatto, quindi esatto. praticamente è nella terra di confine, la terra di nessuno. Guarda che bibite analcoliche che hanno lì dietro il barman, lì vedi che c'ha delle bottiglie di aranciata, Coca-Cola, sì, mi sì. pare, no? C'è anche il Succo latte di frutta. c'è anche un latte di mandorle. Esattamente, ecco qua. Il latte di mandorle. Quindi possiamo dire che a Cuzzol passa il ponte a Valpierego. Esatto, esatto. Da lì in poi tutto è lecito. È la terra di nessuno. Tutto è lecito. Comunque dobbiamo dire che come fantasia agli amici di Cozzuolo non manca. Non manca. Sono riusciti a mettere una botte in cima al carro, cioè Sì. per dire, no? È perché va per caduta, no? Perché sì, se no, se dovevano spinare il vino facevano fatica. Invece vanno per caduta, loro vanno per caduta. E intanto salutiamo anche i piccoli componenti del carro, ovviamente tanti sono i bambini che questa domenica stanno sfilando con le loro maschere, c'è chi si sta riposando, si è preso un momento di siesta, mi pare. Aspetta che Sì, vado giù, aspetta che... Vai a vedere. Vado a Ma svegliarlo. mi pare di vedere che ha tanta voglia di riposarsi. Scusi, lei è comodo qui? Ecco. Ecco, occhio che qui mi ascolta. coinvolgono. Salutiamo un po' tutti gli amici che ci sono. Federico, hai notato che abbiamo anche un prelato col calzino bianco? Erano anni No. che non vedo un prelato col calzino bianco e in ciabatte. Ti dirò, non l'avevo visto, ma stavo bene lo stesso. Stavo bene lo stesso anche se lo vedevo. Guarda, guarda. sandali, Questo qua è moda, questo qua è moda mare a Facciamo Portofino. un primo piano dei sandali. È un moda mare a Portofino. Oh là. Grazie. Direttamente da Questi sono Milano Pret-a-Porter 2019. Lui è vestito da presidente. Da presidente. Sì. Il presidente gioca in casa con il carro che è appena passato. Ecco, bene. Abbiamo anche questa, per Ecco. cui siamo a posto. Speriamo che le quadrature fossero da un'altra parte, ecco. Certi Bene, momenti la siamo diretta pronti, creano dei problemi così. La diretta è pericolosa. Allora, proseguiamo con il prossimo gruppo, il gruppo Scuola dell'Infanzia San Pio X di San Vendemmiano. Che sono i super pannolini. Allora, queste hanno... Bene. No, ma sai perché? Adesso faccio una confidenza. Progettati nel 1957 e prodotti per la prima volta nel 1959, Sì. a 60 anni dall'entrata in produzione degli attuali pannolini, loro li hanno proposti. Ah, ok. Quindi, Sono 60 anni che fanno i pannolini. e quindi festeggiamo l'anniversario dei pannolini. Però c'è da chiedere se hanno il pannolino, il primo, cioè se indossano ancora il primo pannolino. Quello che hanno usato Sì, quella sì, volta. sì, sì. Ecco, bene. Chissà. No, anche perché adesso la domanda sorge spontanea. Adesso Non li so fanno perché, ma dopo Cozzuolo qua è tutto un po'. No, sono leggerissimi. Chissà come erano pesanti, no? All'epoca. Sì, chissà che materiali. Sì, avranno usato un materiale cementizio per contenere il tutto. Esatto. Allora questi Eccoli dicevamo qui che sono arrivano. il gruppo della scuola di infanzia San Pio X di San Vendemmiano, il gruppo San Vecarri che hanno cominciato, loro hanno fatto la prima uscita alla sfilata di San Vendemmiano giocando in casa e allora adesso si sono allargati e hanno detto saliamo verso Vittorio, martedì saranno a Conegliano, quindi loro sono in pole position, non si fermano. Certo, non si fermano mai e quindi vediamo i genitori e vediamo i piccoli protagonisti di questo carro. Tra l'altro adesso sto guardando bene come hanno fatto tutte le varie gli allestimenti dei vestiti. Cosa succede? Ecco, C'è un premio. bene, ecco. È un premio. Possiamo No, andare- prendilo tu. Possiamo andare in pubblicità? No, grazie. Andiamo in grazie. pubblicità, Andiamo andiamo in pubblicità. Forse è meglio se andiamo in pubblicità. Ecco. E continuiamo, eccoci qua. Allora, stavo dicendo che ci sono i piccoli. Sì, esatto, perché questo è anche Ci mettono alla prova. Questo naturalmente è un esempio di come il carnevale diventa l'occasione per grandi e piccoli, gli insegnanti. Unisce le generazioni. Unisce le generazioni e quindi questo è una cosa che è molto cara a Carnevale di Marca perché ogni volta sollecita
sollecita perché le varie scuole ci siano, partecipino e si rendano protagoniste delle varie sfilate di carnevale. Intanto naturalmente, ecco qua vedete, hanno anche la casetta dei pannolini, quindi non manca niente, non manca proprio niente a questo gruppo. Sanve Carri direttamente da San Vendemiano, eccoli qua. Poi nota che hanno usato i pannolini un po' per tutto, hanno anche, vedi, per uno che ha passato qualche stagione con i pannolini, ecco, vedi che hanno usato come mantello quello che serve per cambiare i bambini. Ecco. Però, infatti, vorrei chiedere, ma tiene caldo quel pannolino là? Ma abbastanza. È un mantello, è insomma, perfetto. Ecco. Li puoi usare per tutto ormai i pannolini. Ecco, dopo vediamo se riusciamo a inquadrarlo, chissà, perché vedo che c'è chi riesce, nonostante questo leggero brusio che noi stiamo facendo, esatto. c'è chi sta beatamente dormendo sul passeggino. Ma nota anche la posizione aerodinamica. Direi complimenti perché... E sono tutti anche posizionati dalla stessa parte. Sì, adesso arriveranno anche qui davanti, speriamo di non svegliarli. Ma secondo te a fine sfilata diranno, ma dov'è che cominciano... Signora, lei come li addormenta è bravissima. Cosa gli ha dato? Guarda, girano, guarda. Tranquillità fatta persona. Hanno detto, ma noi schiacciamo un pisolino, ci rivediamo giù in fondo. Ci vediamo giù in fondo. Sì. Questo lo trovi anche al mercato di San Vendemiano? Sì. E lui è la casa del pannolino. Ti fa un 6x2. E mentre salutiamo gli amici di San Vendemiano, arriva il 13° gruppo, abbiamo i soldatini di plastica. Abbiamo naturalmente le volpi del Soligo. Allora, la cosa divertente di questo gruppo, no? Perché è che sono fermi immobili. Sì, la cosa, uno può dire, ma il tema della guerra, ma non è il tema della guerra, è che loro hanno voluto recuperare una vecchia tradizione quando i bambini da piccoli giocavano con i soldatini. Con i soldatini. Esatto. Di piombo. Di piombo prima, poi li facevano di plastica perché pesavano un po' troppo. A noi piace, eccoli qua. Eccoli qua, ce n'è uno per te che ti fai la collezione, così puoi giocare. Occhio, silenzio che prendo posizione. Silenzio che prendono posizione. Intanto uno è puntato verso di noi. Sì. Non vorrei dire. Uno sta telefonando. Ecco, pronto? È più innocuo. No, sta dicendo non solo uno, guarda lì. Sì. Pronto? Sono io. Senti, butta la pasta per le 7:30 che sono a casa. Va bene? Signori e signori, le volpi del Soligo con il tema dei soldatini. Un applauso! Anche perché hanno avuto la fantasia di ricordare questo vecchio gioco in cui si passavano ore e ore a fare le battaglie. E poi sono bravi perché sfilano da fermi, poi si fermano e è difficile, mentre gli altri camminano, loro... chi abbiamo adesso? Il 14° gruppo? Abbiamo un altro gruppo. Abbiamo un altro gruppo che arriva direttamente a una bellissima scuola di moda. Direi, se il cartello è giusto. Cerca. Abbiamo la scuola di moda. Eccola qua, la scuola Sartoria. Come si dice? C'è scritta lì. Picchio Lillo. Giusto? Livello 1. È corretto. Ma guardate che spettacolo di costumi. Attenzione, noi ci eravamo concentrati sul cartello iniziale. Però guardate qui cosa sta arrivando. Questi naturalmente, sai da dove arrivano? Arrivano dalla località di Mussoi. In provincia di Belluno. Esatto. Bravo. Scuola di moda a Belluno. Allora, Morena Fregona, che è la titolare e anche oltre all'insegnamento, si occupa di realizzare abiti per signora cerimonia e quindi è appassionata, ha voluto presentare questi abiti. Guardate che abiti curati nei minimi dettagli. Sì. Quindi ci riportano al tempo passato, a alcuni fasti. C'è anche la bionda che... Buonasera signora, tutto bene? Alle feste in maschera, quelle veneziane. In qualche palazzo veneziano. Alle cortigiane? Sì. E queste naturalmente facciamo un applauso a questa sartoria Picchio
Lillo, Scuola di Moda di Belluno, complimenti. L'utilizzo dei diversi tessuti, guarda proprio... Questa è sartoria di alta qualità. Sì. Anche perché carnevale è anche sì gioco, fantasia, ma anche travestirsi nel modo più adeguato possibile proprio per ricordare il carnevale che è passato. E poi Roberto, abbiamo citato Venezia per un istante, ricordiamo che alla base del carnevale c'era il livellamento di tutte le differenze delle classi sociali, no? Con la maschera tutti quanti, poveri, meno poveri, più ricchi, eccetera, tutti erano alla pari, giusto? Sì, e adesso siamo con la scuola Cerletti di Conegliano. C'è l'invasione, eccoli qua. Buongiorno ragazzi. Eccoli qui, e intanto c'è una bottiglia, quindi c'è una bottiglia. Li accogliamo caldamente. Sia mai che non si beva qualcosa di buono. Cerletti, allora, Cerletti. Anche perché ricordiamo, mentre abbiamo qua che venga. Abbiamo anche cara preside, sindaco. Allora, anche perché ricordiamo, sai perché loro fanno il 50° della morte del professor Manzoni, colui che ha inventato il famosissimo incrocio Manzoni, che è stato preside della scuola e anche sindaco di Conegliano, se non ricordo male. Ecco, rivolgetevi anche di là, che così vi vedono, e io direi che è giunto il momento di stappare, no? Potete stappare. Pronti? È morto, gli hanno ammazzato un passante. E intanto grazie, perché ovviamente loro si fanno sempre ben volere. Sì. Sì. E tra pochissimo arriverà anche il carro che poteva non avere una bella bottiglia di vino. Esatto. Certo che no. Naturalmente hanno voluto salutare questa la scuola Cerletti, che ricordiamo è un'eccellenza qui naturalmente in tutto il Veneto e non solo, e naturalmente grazie, e naturalmente ricordando anche una personalità che oramai, cioè, spesso e volentieri si sente il famosissimo incrocio Manzoni, sì. E quindi sappiamo che era un professore del Cerletti di Conegliano. E per far capire che è un incrocio hanno messo anche il pericolo incrocio, non so se hai visto. Nota la bravura, la bravura. L'attenzione ai dettagli. Tutti pronti per il cin cin qui sul palco? Cin cin, naturalmente un grazie alla scuola Cerletti. È un cin cin che noi facciamo con tutti quelli di Viale della Vittoria, solo che portare vino per tutti quanti era un po' impegnativo. Sarebbe stata un po' dura. Era un po' impegnativo. E arriva quindi la cantina del Cerletti di Conegliano in questa domenica 3 marzo. L'autista di cola è pregato gentilmente di mollare leggermente la pressione del trattore. Grazie! Scuola Enologica Cerletti, hanno appeso le bottiglie anche ovunque sul carro, guarda che bello. Allora naturalmente ringraziamo ancora il Cerletti di Conegliano, naturalmente presente, naturalmente anche qui sul palco aveva un suo esimio commissario, anche perché ricordiamo c'era, infatti l'abbiamo salutata, naturalmente c'è anche il presidente della Città del Vino, quindi questo lo ricordiamo, è un vinificatore, in bianco, in rosso e tutto, il nostro Floriano Zambon. Allora intanto volevo ricordare che è stata smarrita una borsetta, chi l'avesse persa è qui sul palco, poi naturalmente io ho anche un'altra cosa in tasca che adesso vado a recuperare. Roberto, hai fregato la borsetta? Sì, poi anche ho la tessera di Irene Altoè che può venire a ritirarla qui sul palco, ci sono una serie di documenti, sono qui che lascio ai carabinieri, caro il nostro Grillo, lei faccia l'angelo custode, custodisca, benissimo. Adesso andiamo naturalmente con il prossimo gruppo, che sono... Chi abbiamo? Sono gli amici che arrivano direttamente dalla giungla, gli aborigini buiodesi, quei del carro.
naturalmente ci portano nel clima degli aborigeni, naturalmente sono dei cannibali, attenzione che qua sono cannibali, quelli del carro di Budoia sono cannibali. Sono dei cannibali e infatti qui sta arrivando, cioè guardate all'orizzonte, io un po' di timore ce l'ho. È un coccodrillo. È un coccodrillo. Secondo te farà delle lacrime dopo? Chi lo sa? Ecco, intanto vedo una Federico, ho visto una Dica. commissaria, un'emissaria, se ne sta andando, era quella che vendeva i biglietti, è già scappata. È scappata. È scappata. Intanto cogliamo l'occasione che magari se qualcuno vede passare quelli di biglietti ne compri uno. Esatto, perché? Perché con l'acquisto, e quindi un piccolissimo obolo da parte vostra, con l'acquisto di uno o anzi più biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca potete fare in un colpo solo due cose. La prima è sostenere l'associazione Carnevali di Marca per far sì che anche il prossimo anno il carnevale, senti che il carnevale possa tornare qui a Vittorio Veneto. In seconda battuta, ma direi quasi più importante, date il vostro contributo per la montagna veneta e quindi per Rocca Pietore. C'è Albano che canta. E Albeno. Ho visto, hai visto quelli vestiti da carcerati? Sì. Mi hanno dato un presagio, non so perché, dal rosso alle strisce. Gli amici di Budoia, quelli del carro, pomeriggio di Carnevale di Marca, Vittorio Veneto, i cannibali. È un coccodrillo con le luci. Sì. È illuminato. Fosforescente anche lui. Sì. Sembra un Lacoste, praticamente è proprio illuminato. Allora siamo nel pomeriggio del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto, mentre attendiamo naturalmente anche il prossimo carro allegorico. Stiamo naturalmente nel vivo di questo pomeriggio, quindi si va alla grande. Ricordiamo che salutiamo anche chi, come dicevi prima, ci vede direttamente in diretta TV, via streaming su Facebook, dappertutto. Ovunque. E chi magari rivedrà la sfilata nei prossimi giorni, magari tutti voi che siete qui quest'oggi, che vi state godendo il carnevale, nei prossimi giorni accendete la tenda TV e dite, guarda che mi rivedo magari. Infatti tu mi avevi detto che domani sera vuoi rivederti perché non ti sei visto oggi. Ci tengo particolarmente. Ci tieni particolarmente, quindi no, domani ma ti puoi io rivedere. guardo per vedere te. Ok, grazie, che cura, che ragazze. E allora adesso siamo pronti ad accogliere il prossimo carro allegorico che arrivano direttamente da Bagnolo, sono gli amici che ci presentano Capuccetto Rosso. E non volevamo un Capuccetto Rosso, ne abbiamo lo sterminio. Una trentina. Sì, ma vedi, abbiamo anche il lupo, vedi che abbiamo il lupo. Poi abbiamo anche la cosa divertente, abbiamo questa che sembra un incrocio tra una nonna e un nonnino hip hop. Sì, il lupo è amico del prete di prima, c'ha i calzini bianchi. Sì, c'ha i calzini bianchi. Attento, sì, sai com'è. No, infatti, ecco, guarda, francamente, senza nulla togliere, sa da tedesco. Hai presenti i tedeschi che ti arrivano giù in spiaggia? Sì, col calzino. Col calzino e l'infradito magari anche. Che non ho mai capito come fanno con l'infradito a tenere il calzino. È una legge della fisica che qualcuno mi dovrà spiegare. E poi la sabbia rimarrà su quei calzini per i prossimi 10 anni, tipo. Sono gli amici di Bagnolo con Capuccetto Rosso. Anche questo è un gruppo storico dei Carnevali di Marca. Ormai non so da quanti anni loro fanno carnevale. Tantissimi, e anche oggi sono con noi per far festa alla grande. C'era da spostare una macchina, ma la stanno spostando in tempo reale. Ci hanno letto nel pensiero. Eccoli qua, il gruppo di Bagnolo nel pomeriggio del Carnevale di Vittorio Veneto.
E possiamo dire che poi la festa proseguirà qui in piazza, giusto? Sì, diciamo di sì, anche perché c'è la combricola che avrà fatto un po' di gargarismi con l'Antoral. Che si è fermato in farmacia. Si è fermato per fare la ricarica, adesso sarà prontissimo. Guarda, adesso ti fisso un appuntamento al buio fra 2 minuti te ne fisso uno di quelli bellissimi. Da brivido. C'è un'arzilla giovane e tante nonnina che potresti naturalmente questa sera accompagnare a casa. Sì, quella sul carro? Sì, è molto arzilla, è molto arzilla. Gli amici di Bagnolo con il carro dedicato a Cappuccetto Rosso. Abbiamo anche i cacciatori buoni che salvano Cappuccetto Rosso e la nonnina. Eccoli qua, guarda, questa è la nonnina. Vedi, questa sera l'accompagni a casa tu, quindi l'accompagni a casa lui. Ecco. Mi ha mandato anche un bacino. Sei a posto, sei a posto. Questa sera hai anche la cena fatta, sicuro. Sì. Questi sono gli amici di Bagnolo con Cappuccetto Rosso. Quel lupo lì che mi preoccupa un attimo. Quel lupo sì, abbastanza inquietante, ma loro l'hanno calmato, l'hanno sedato. Salutiamo gli amici di Bagnolo in questa domenica pomeriggio, Carnevale di Marca 2019. Intanto sta arrivando all'orizzonte un dragone, vedo. Sì, è il dragone del buon auspicio. Questo è un dragone di buona fortuna. Questi sono gli amici che arrivano direttamente da Nervesa della Battaglia, il gruppo parrocchiale, e quello che vedi è naturalmente questo hanno voluto proporre quello che è il Capodanno cinese che da poco si è festeggiato, e loro hanno voluto portare questo vento d'Oriente, quindi hanno voluto portare questo attimo di folclorismo, di folclorismo. Signore e signori, adesso chiamo la Crusca e mi faccia... Guarda che ti mandiamo a Treviso direttamente, No, perché è la seconda sfilata che riesco a inventare una parola. Mi sono reso... Alla fine faremo sono emozionato per me stesso. Il vocabolario dei carnevali di Marca. Una stecca del genere è bellissima. Il folclorismo. Eccoli qua gli amici. Che arrivano direttamente da Nervesa della Battaglia con questo drago che ben augurante. A lei ha portato bene, Madonna, tutto il giorno, felicissimo, guardalo. Allora, sono gli amici di Nervesa, il gruppo parrocchiale, ricordiamo anche questo, un gruppo che da lungo tempo si occupa, è attivo nel carnevale, e quest'anno ci porta, sentite proprio il clima orientale che ci porta al karma. Te stai a calmare un attimino? Er Karma, che sta tanto da Trasteverino del Trastevere. Sì. Questi sono gli amici di Nervesa della Battaglia. E quindi qui abbiamo il corpo di ballo qui davanti, seguito a ruota da un carro molto bello, molto imponente, che si staglia lungo Viale della Vittoria. Pensate al lavoro, ovviamente, come abbiamo detto più volte nel corso di questo pomeriggio, il lavoro per coordinare tutto questo. Ci sono serate e giornate di prove, giusto? Esatto, è vero, perché naturalmente qua devono pensare al carro allegorico, l'allestimento, i vestiti, poi devono pensare alle coreografie, ci passano giorni e giorni per essere oggi, come in altri luoghi, pronti a sfilare. Questa è un orientale di tutto punto, Sì. Eccolo qua il carro nella sua imponenza. Attenzione, che ci porta a lontano. non finire tra le fauci. Sì, delle fauci di questo Altrimenti... dragone. Ma questo è un dragone buono, un dragone di buon auspicio. Ma vedi che c'è un po' l'alito pesante. Sì, pesante, secondo drago. me qua ci vorrebbe qualcosa di forte.
Confermano, gli amici confermano. Confermano. Ocio. Grandi e piccoli sul carro. Segnali di fumo. Segnali di fumo dal carro. Questi naturalmente sono gli amici che arrivano direttamente da Nervesa della Battaglia, dove ricordiamo c'è stata anche una tappa del carnevale, quindi ricordiamo, ecco, hai visto che abbiamo l'orientale, abbiamo l'oriundo di Nervesa che è di origine asiatica. Che è lì che sovrintende che tutto proceda per il meglio. E dal mondo d'Oriente adesso passiamo al mondo, ci portano indietro a centinaia di migliaia di anni fa, torniamo al Giurassico, stanno arrivando il ritorno al Giurassico. Più o meno sì, esatto, li porto abbastanza bene, poi dopo il Giurassico c'è stata un'epopea. E intanto mentre arriva il prossimo carro, guarda che bello anche vedere Viale della Vittoria tutto bianco, pieno di coriandoli. Questo vuol dire che li stanno lanciando sì gli amici dei carri, ma anche i piccoli nostri amici che si stanno godendo la sfilata stanno partecipando attivamente. Sì, nota oggi che ve li vediamo belli caldi, Sì. sono caldi, sono belli reattivi, vuol dire che questo carnevale sta facendo bene. E quindi come diceva prima anche Redo, quest'anno abbiamo con Carnevali di Marca si sono state fatte grandi cose, nel senso che è cresciuta ulteriormente. Anche oggi Vittorio Veneto è una conferma dal punto di vista della presenza delle persone. Adesso stiamo arrivando nella fase più cool, più calda ovviamente del carnevale. Oggi è l'ultima domenica di carnevale, la conclusione ufficiale di questa ricca edizione 2019 ci sarà martedì grasso, con appunto i 3 appuntamenti che abbiamo citato prima, che ricordiamo sono Conegliano, Cornuda e Treviso. Quindi 3 appuntamenti per festeggiare e concludere alla grande il Carnevale di Marca edizione 2019. Bene, intanto vediamo. Questo naturalmente è il comitato Colombere Cusignana 2019 con ritorno al Giurassico. Che ha detto quest'anno facciamo un carro piccolino così che passi inosservato e ma non si vede, guarda, sì, passano inosservati. Esatto. È come andare a fare le rapine in pieno giorno. A parte che oramai non ne intendi tu? No, sì, però non c'è più niente da stupirsi. No, è vero. Eccoli qui i nostri amici con questo carro veramente imponente. Sì, infatti notiamo anche questo T-Rex, che domina la scena, è molto arrabbiato. Senti? Speriamo non si giri di qua nel momento in cui passa qui davanti, perché insomma un po' di timore. No, sembra che abbia qualche problema di digestione. Dici? Sì, ha una digestione lenta. O ha mangiato troppo prima. Si balla. Senti, è arrivata la voce ufficiale. La voce ufficiale? Questo è un carro allegorico stupefacente, proprio anche per la movenza, proprio anche perché qua comunque non c'è solo c'è la bellezza, certo, l'imponenza, la movimentazione, quindi richiede anche un certo tipo di capacità. Gli amici del comitato Colombere Cusignana, ritorno al Giurassico. La domanda sorge spontanea, il T-Rex ha mangiato? Secondo me ha mangiato un neon, secondo me. Oggi non ha mangiato, è 2 giorni che non mangia, ho che dirvi, Mamme, ho che dirvi, Donne, che dite? Andiamo con un bel balletto brasiliano, il classico balletto del carnevale. Andiamo con il Maracaibo, il nostro trenino. Oggi si ferma alla stazione di Vittorio Veneto il nostro trenino. Sentilo come ruggisce, sta aspettando anche lui il trenino che parta. Senti, ma è vegano? Eccolo che arriva. Senti, ma il T-Rex è vegano o no? No, è un T-Rex che mangia polenta e costa. Le nostran. Dai che si balla! Dai!
Andiamo col trenino dei bambini. Bambini, andiamo. Dai che oggi si è fermato qua alla stazione di Vittorio Veneto. Questa bellissima cittadina piena di gente, piena zeppa oggi per il Carnevale 2019. E apprezziamo naturalmente, guardate che imponenza questo carro, questo T-Rex. È più o meno le dimensioni, hanno fatto scala 1:1. Direi di sì. Abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Si balla dai bambini che prendete il trenino, dai che passa solo una volta Vittorio Veneto. Quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo. Ehi. Anche le mamme possono salire sul trenino. Andiamo. Anche i papà, dai, e li facciamo salire. Facciamo fare un giretto col trenino. Oggi a Vittorio Veneto il comitato Colombere Cusignana. Una pinna nera nella notte scura come una bandiera. È cambiato capotreno lì davanti? È cambiato capotreno? Nella pelle bruna una zanna bianca. E intanto c'è un trenino lunghissimo, il più lungo di questo Carnevale 2019. Viale della Vittoria, un trenino con il Carnevale 2019, oggi 3 marzo. Stavo pensando, io e te potremmo rubare un carro. Sì, e questo poi... qua secondo me passa inosservato. Sì, no, non si vede. Non lo vedono. Non lo vedono assolutamente. 130 kg. Splendida regina. Rum e cocaina. Zazza, se sei cortese. E il trenino è giunto alla stazione di Vittorio Veneto e adesso prosegue lungo il viale della Vittoria. E noi del Comitato Colombere di Cusignana ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo l'associazione Carnevali di Marca. Grazie agli amici, naturalmente, Comitato Colombere Cusignana 2019. Con il loro T-Rex che si sta accingendo a passare davanti al municipio di Vittorio Veneto. Poi si fermano qua giù perché fanno una sagra loro direttamente, Poenta e Costa, così il T-Rex può finalmente mangiare. Sì. E vi aspettiamo tutti martedì prossimo a Conegliano per altro giro in trenino. Arrivederci a Conegliano martedì prossimo. Ciao, salutiamo gli amici che veramente ci stanno riportando indietro nel tempo, al tempo Ci hanno portato dei dinosauri, questo periodo del Giurassico, e adesso siamo con il gruppo del Santo, questo gruppo, anche questo una realtà oramai altro gruppo storico conclamato che ci porta nel mondo della dolcezza. Ecco, hanno preso il più basso del gruppo e gli hanno detto tu stai qui in apertura di sfilata. Infatti lui è praticamente è il faro, è la vedetta. Cioè noi siamo sul palco, lui è ancora più alto di noi, tanto per dire. Senta lei cosa vede giù in fondo? Cosa vede? Tanta roba. Ne vede di ogni. Le vede di ogni. Allora questi sono il gruppo del Santo, un mondo di dolcezza. Allora pensiamo se magari le case fossero di marzapane, di cioccolato, tutti i dolci. E infatti cogliamo anche l'occasione per ricordare che qua giù c'è anche un bellissimo... il cioccolato a 2 passi da qui. C'è il cioccolato a 2 passi, ci sono da diverse realtà, quindi potete assaggiare i diversi gusti di cioccolato. Arrivano anche da Reggio Calabria, poi ci sono arrivano anche dalla Sicilia, dalla zona della provincia di Cuneo, quindi ce n'è di tutta un po'. Tutti i golosi
possono dirigersi lì tra un po'. Intanto questi amici ci stanno facendo entrare nel mondo della dolcezza e delle squisitezze. Mondo della dolcezza e squisitezza, e naturalmente loro, il gruppo del Santo, come dicevamo prima, un gruppo che da tanti anni fa carnevale e non si stanca mai, è sempre presente alle diverse sfilate di carnevali di Marca. Ma secondo te quegli omini di marzapane lì sono commestibili? Bah, non lo so, io se vuoi proviamo. Facciamo metà Facciamo a testa. metà. Facciamo Facciamo metà a testa. Ecco. Un mondo di dolcezza. In un momento magari in cui bisogna stare un po' attenti, magari loro ci portano a questa fantasia, una voglia. Ma fino a hanno sparato. Che te sei rimasto? Ci hanno sparato. Ti hanno sparato. Fino a martedì tutto è lecito. Tutto è lecito. No, da mercoledì ancora di più. Esatto. Perché a Vittorio Veneto c'è la renga. Per cui una tradizione, per cui si può anche proseguire anche mercoledì. Esatto. Poi giovedì ci sono gli avanzi del giorno prima. E si tira avanti. Gli amici del gruppo del Santo, un mondo di dolcezza e un albero di dolciumi. Guarda che bello. Sì, quella liquirizia, quel marshmallow che vediamo lì ci portano naturalmente nel mondo del dolce. E con i nostri amici che ci hanno portato la dolcezza qui lungo Viale della Vittoria a Vittorio Veneto in Piazza del Popolo sta per concludersi. C'è il carro, questo è il carro del mio amico più simpatico. Sì. Sì, perché quando scenderà prima o poi dal camion, prima o poi mi menerà. Ecco. Eccolo qua. Guardalo. Che stile. Che stile. Guarda che tenuta, guarda che braccio fuori dal finestrino. Sì. È lui o non è lui? Certo che è lui. Allora questo naturalmente ci porta il carro allegorica che ci ricorda uno dei nostri grandi sponsor, che è il gruppo Asco Trade, gruppo Ascopiave, luce e gas, energia delle nostre mani, e naturalmente ricorda anche tutti i nostri altri sponsor che ricordiamo: VIP Tende, l'Arsenale, Bricoman, gruppo Battiston, Asco Trade, Homes Depot, Toffolatti Gioielli, Conè, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Auto Giada, gruppo Sarlo, Oggi Treviso e Radio Bella e Monella, e naturalmente alla guida c'è lui, l'inossidabile, l'uomo con l'occhiale nero, guardalo prima o poi quando scende dal carro mi mena, ne sono certo. E quindi un grazie va a tutti gli sponsor, tutte le realtà del nostro territorio che hanno deciso di sostenere in maniera attiva e fattiva l'associazione Carnevali di Marca. Insieme a loro ci sono le amministrazioni comunali e ci siete tutti voi. Vi è piaciuta la sfilata? Beh, io direi di sì, e quindi quale modo migliore per concludere questo pomeriggio acquistando un biglietto della lotteria dei Carnevali di Marca. Intanto abbiamo un treno che sta passando, abbiamo il treno qui. Fioi, gruppo Fioi. Gruppo Turbo Fioi, Turbo, c'hanno il turbo, sulla locomotiva c'hanno il turbo. Le ferrovie dello Stato a loro confronto sono un'inezia. Sono quelli di Vittorio Veneto, perché sono sotto medite spoglie, ma li ho riconosciuti. Li hai riconosciuti. Un saluto va anche a loro e a tutti coloro i quali hanno deciso di scendere in strada, scendere in piazza. Abbiamo anche i Transformer. Hanno deciso di scendere in piazza con la loro maschera, con il loro costume, con il loro vestito. Così avete reso bello, indimenticabile questo bello appuntamento con Carnevali di Marca. Beh, ma guarda questo Transformer, guarda, abbiamo un Transformer, guarda qui per terra. Sì, guarda, perfetto, lui va a scuola così direttamente il modello Transformer. Esatto. Ecco. Grandiosi, grande fantasia. Bravissimi. E quindi con l'amministrazione comunale abbiamo il sindaco che sta cercando di battere l'assessore Turchetto in quanto a foto da caricare su Instagram. Allora ragazzo, infatti qua è nata una sfida, ecco. C'è nata una sfida. Ci avviciniamo verso la conclusione di questo pomeriggio che devo dire è volato. È volato, no? Sì, è volato. È volato giù in fondo. È volato giù in fondo. Bene, allora cari nostri
prima di tutto, caro il nostro presidente Redo Bezzo, guarda che faccia rilassata che ha adesso, perché come dicevo lui hai presente tipo le vecchie Citroen che adesso si sta alzando, sapete perché? Perché sta calando, cari vittoriesi, la tensione perché oramai Redo mancano solo 3 puntate alla finale del Carnevale, manca Treviso, Conegliano e Cornuda. Quindi man mano che passano le sfilate è bello realizzarle, ma ci sono degli impegni e naturalmente l'organizzazione di Carnevale di Marca con Redo la sa benissimo. A questo proposito chiediamo a Redo cosa vuol dire ogni anno avere più piazze, più comuni, più gente che scende in strada, che scende in piazza ad applaudire i carri. Beh, vuol dire soddisfazione, vuol dire che siamo riconosciuti, vuol dire che che siamo credibili, vuol dire che vuol dire che riscuotiamo apprezzamento dalle Proloco che ci contattano e dagli altri comuni che ci hanno contattato quest'anno. Ben 4 nuovi comuni e una Proloco di Roncade che ci ha contattato quest'anno per entrare nel circuito di Carnevale di Marca assieme a Villorba, Monastier, il neonato Pieve del Grappa e anche Zero Branco, quindi è soddisfazione. E quindi prima abbiamo citato gli sponsor, ma direi Redo, se sei d'accordo, i volontari dell'associazione che rendono possibile tutto questo. Sì, ma anche il nostro, ma Roberto lo sa bene per quello che voleva rispondere già al posto mio. Chiaramente oltre allo sostegno dell'amministrazione comunale e al loro contributo e anche ai servizi che ci offrono, sono importantissimi i volontari che ruotano attorno a noi, collaboratori stretti e volontari, e anche la protezione civile, i carabinieri in congedo, la polizia locale, che rende possibile, per Alpi Soccorso, la parte sanitaria chiaramente, che rendono possibile svolgere la manifestazione in sicurezza. Questo è importantissimo, altrimenti se tutto non è coordinato in maniera corretta si rischia qualche problema. Intanto è arrivato anche l'assessore Costa che mancava. Mancava l'appello. Adesso fermi qua. Prima io volevo fare un annuncio. Sì. Non ti preoccupare, Diga. tutta roba naturale. Allora, qui davanti abbiamo gli amici dell'Avis che quest'anno, se non ricordo male, festeggiano 60 anni. Esatto. Allora, loro sono venuti vestiti da... oggi ne sto combinando di tutti i colori. Allora, sono venuti vestiti è il vino del Cerletti, da gocce di sangue, proprio è un po' un clima carnevalesco, ma per ricordare che donare un po' di sangue è un atto importante. Quindi ricordiamo che gli amici dell'Avis, che quest'anno festeggiano 60 anni, vi vogliono ricordare questa cosa importante. Quindi grazie agli amici dell'Avis. Ringrazio anche in questo modo anche la presidente Lorella Piai che mi ha anche ricordato questo evento. Grazie naturalmente per la loro testimonianza sociale. Grazie. Un saluto agli amici dell'Avis. Allora direi che possiamo concludere. Esatto, ha ragione. Senti Costa ha detto il sangue va donato, non va versato. Certo, e questo ovviamente è giusto sottolinearlo in questa conclusione dei carnevali. Vogliamo fare una battuta al volo al sindaco? Sì, allora, caro il nostro, prima l'ho detto amministratore di condominio, ma il condominio Vittorio Veneto è molto grande. Sì. Caro sindaco, allora lasciamo il tassonomico più tardi. Il vice sindaco è lui il tassonomico. Sì, lasciamo stare i bilanci per una volta li fa il sindaco. Allora lei è in Eurovisione in questo momento. Sì, ecco, stia attento, c'ha la tenda TV, Facebook, c'ha tutti. Cosa ci dice di questa domenica molto particolare in centro a Vittorio Veneto? Che se il 2018 è andato molto bene, è finito benissimo con la festa nell'ultimo dell'anno in piazza, diciamo che anche il 2019 è iniziato altrettanto bene. A parte i visi delle persone, direi che il colore della strada, cioè del Via della Vittoria, lo testimonia, giusto? Esatto, è diventato da nero dell'asfalto a bianco come fosse nevicato, e questo credo sia l'immagine eloquente della festa che c'è stata oggi qui a Vittorio Veneto, per cui grazie soprattutto agli organizzatori, grazie anche a tutti quelli che sono venuti a Vittorio Veneto a festeggiare con noi. Grazie sindaco, anche perché, salvo smentite dell'ultima ora, dovrebbe essere l'ultima volta in cui... da amministratore di condominio. Poi non si sa, perché quindi
poi magari tornerà poi sotto chi lo altre sa, vesti, noi non lo vedremo sappiamo. sfilare in maschera magari, E chi le lo sa, vie chi lo sono sa. infinite, però intanto quindi lo salutiamo e lo ringraziamo anche per questo. Bene, caro Roberto. Allora, qui naturalmente, adesso abbiamo... c'è anche Costa, dai. Costa lo facciamo salutare con la manina. Saluti. Ciao a tutti, è un raduno un po' disorganizzato questo. È un raduno, è rimasto ai raduni, Lui è rimasto ai raduni. ai raduni del centenario, ecco. Questo era molto colorato come Molto raduno, colorato. ne Sì, abbiamo esatto. la testimonianza qui. Bene, allora salutiamo l'assessore Napol, l'assessore Turchetto che sono stati qui, Grazie. salutiamo l'assessore Denardi che era qui prima, noi ci avviciniamo magari Sì, un attimino naturalmente. Banda e Bassotti. Banda e Bassotti. Banda e Bassotti. Noi concludiamo anche il collegamento con gli amici della Tenda TV che hanno seguito da casa l'intera sfilata e la seguiranno anche nei prossimi giorni. Posso fare un ringraziamento a delle persone che io non conosco perché io non sono di Vittorio. Sì, può e farlo. quindi allora ringrazio Francesca Astori che era Francesca non Astori. conosci neanche tu, non conosci? Ah, forse l'ho vista cioè che toccava le telecamere, faceva sì, qualcosa dietro le quinte. dietro le telecamere e il buon Mirko Andretta che anche lui è schiacciato bottoni. Ah, è quello che fa, gli piace fare il Beppe Recchia dei Noantri, tipo, esatto, tipo il sì. regista. Il regista. Grazie a loro ovviamente le immagini sono arrivate nelle vostre case e sono arrivate anche perché noi sfruttiamo le nuove tecnologie e quindi eravamo in diretta Facebook, in tantissimi ci hanno seguito anche su Facebook. Quindi avevamo il wifi via Bluetooth, avevamo anche un secchio di corrente al seguito, offline, avevamo tutto. Quindi tutto. un saluto va a tutti quanti. Presidente, venga Si qui in metta- mezzo a noi si metta che in mezzo. è giunto il momento di salutare ufficialmente. Allora, per quello che riguarda Vittorio Veneto, anche qui salvo ripensamenti che magari vogliamo organizzare domani o dopodomani un'altra sfilata. Noi abbiamo fatto. Credo che ci si Perché rivela lei l'anno prossimo. ha intenzione di fare una sfilata martedì qua a Vittorio? A per sorpresa? caso? No, andiamo secondo i programmi che già dura farlo. Sì, hai visto con che plomb ha detto no ragazzi, però ma che te sta a di? È arrivata un'occhiata. È arrivata un po' un'occhiata un po' pericolosa. Ecco. Allora, diamo appuntamento martedì grasso in 3 piazze, quindi Conegliano, Cornuda e Treviso, i 3 appuntamenti per concludere al meglio il carnevale. Lasciamo la parola al The President. Dear Mr. President. Io vado solo a ringraziare ancora, sono veramente soddisfatto di come è andata oggi, abbiamo avuto un riscontro fenomenale. Diciamo anche grazie alla giornata clemente, mite e quindi che richiama grandi e piccoli, a famiglie a vedere il carnevale, a stare con noi e anche a condividere questa tradizione che è della nostra civiltà, della nostra identità veneta, insomma. Quindi grazie ancora. Diamo il là adesso anche allo spettacolo di piazza, musica, no? Con il gruppo La Combricola. Sì, cosa infatti dici? è andato a fare dei gargarismi. Moreno è andato a fare i gargarismi, ha preso un po' di Antoral perché prima l'ho visto un po' in difficoltà, però mi hanno detto che ha recuperato la voce, ha fatto Bene. 100 metri e li ha recuperata. Bene, ringrazio ancora i volontari ancora dalla Protezione Civile, Caria Lettere, anche la Benemerita, la NC per il contributo, l'amministrazione comunale, i nostri sponsor, i volontari tutti, voi speaker, Federico e Roberto per il commento, spero commento appunto che avete fatto oggi ai carri e a tutta la sfilata per questa edizione del Carnevale 2019 a Vittorio Veneto. Alla prossima, ciao da Carnevale di Marca. Grazie. Quindi da Redo, da Roberto e da Federico. Ciao. Ciao. Appuntamento all'anno prossimo. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Ma ci vei mai sforci un corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.